qui arriva da Bitti e si chiama Pasquale Carzedda. Buonasera. Pasquale è accompagnato dalle Paul Angels. Ciao Pasquale. Ciao. Noi abbiamo avuto modo di conoscerci, insomma, durante poi le selezioni. In realtà era un modo che abbiamo realizzato a Bademanna, era un modo per conoscersi, per stare insieme e per affrontare meglio questa serata così importante. Però ti devo dire una cosa, allora, tu sei un cantautore, vivi a Bitti e quando ci siamo incontrati a Bademanna, a casa degli Stentales, e mi ha detto: sai Paul, io ho suonato comunque in una band di Bitti, si chiamano i Nottambuli, sai, poi nel frattempo le cose cambiano, la vita prosegue. Mi ha detto: purtroppo oggi lavoro come solista. Allora io, siccome sai, sono anche uno curioso che cerca di captare determinate cose, ho pensato, vado a Bitti personalmente, vado a conoscere i Nottambuli, li porto lì e Pasquale canta con la band. Mi sembra una cosa bellissima, meriterebbe un applauso questa cosa, questa carambata, eh? E allora signori, con noi Nottambuli sul palco. È una canzone, quella che ci presenta Pasquale, che è una lettera dal futuro, che ha un testo particolarissimo. Cioè, una lettera dal futuro, cioè? La preoccupazione del futuro verso un presente che molto spesso prende la strada del male e non quella del bene. La strada del male, non quella del bene. Insomma, è un po' come dire, speriamo che nella vita poi ci sia più positività, no? Dipende tutto dall'uomo. Allora, con noi Pasquale Carzedda e naturalmente questa grande carambata, signori, i Nottambuli. Prego! Il futuro è preoccupato per i segnali che gli arrivano, bambine costrette a non conoscere l'amore, bambini impediti di professare per la pace, che credono che la vera arma sia una pistola. Il futuro è deluso per l'ennesima risposta, sputata con odio dalle nostre azioni. Chi cerca del buono anche nel male, ma perde solo tempo per iniziare a cambiare. Il futuro ci chiede che vogliamo fare, perché ogni nostro sguardo viene sbiadito dal male. Noi continuamente rispondiamo del male. Il futuro si chiede perché tutto questo. Lui si aspettava sempre un mondo più onesto, gente che approfitta della debolezza, gente che non si vende per una carezza, chi si crea una passione solo per denaro e il male si diverte fondendosi nell'aria. Il futuro ci chiede che vogliamo fare, perché ogni nostro passo si fa strada sul male. Noi con ogni gesto facciamo capire del male.
lettera del futuro è stata molto chiara. O cambia l'uomo qui, non cambia niente, perché i sassi non si muovono da soli dalla terra, e pallettoni non partono da soli dal grilletto. Purtroppo vince sempre quel cavolo di ignoranza, le vittime innocenti non ne hanno colpa. Se dopo il camminare si impara a far la guerra, questo sembra ormai l'obiettivo della terra. Grazie a tutti. In ottambuli.